Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra Tuborg 66 CL a 99 centesimi, ammorbidente felce azzurra Mon Amour 60 lavaggi a 2,99 €, mortadella con pistacchi de Spar duetti a 2 euro, melone verde a 1,19 € il chilo. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. Ah, l'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Air. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Air. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un'estate in cui non sei solo spettatore, ma protagonista insieme agli autori, alle storie, alle emozioni. A Perdas de Fogu torna a 7 sere, 7 piazze, 7 libri. Il festival letterario dove ogni piazza diventa un incontro, ogni sera una scoperta e ogni libro un dialogo da vivere, insieme. Dal 28 luglio al 3 agosto siediti tra le persone, ascolta, domanda, emozionati, perché ogni voce conta, anche la tua. 7 sere, 7 piazze, 7 libri a Perdas de Fogu. Il pubblico è parte della storia. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa. Chi l'ha detto che la pausa pranzo deve essere uno sbatti? Sunset Lounge Bar, la tua oasi immersa nella natura, ti propone menù di terra o mare a partire da 15 euro. Hai capito bene? 15 euro per staccare con gusto nella tua pausa pranzo. Basta file, basta guardare l'orario. Al Sunset la cucina è aperta tutto il pomeriggio e per i più raffinati ogni giorno fuori menù da leccarsi i baffi. Sunset Lounge Bar, lo stile che cercavi tutti i giorni. Piazzale San Gimigliano, Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecca con il nostro notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo da un'operazione dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro nel Nuorese ma anche in Ogliastra, un'operazione finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alle violazioni sulla sicurezza. Durante questi controlli sono state trovate dai militari diverse aziende che adoperavano lavoratori irregolari o addirittura completamente in nero. Numerose le irregolarità nel corso di controlli in 18 aziende del Nuorese tra San Teodoro, Budoni, Loculi, ma anche in Ogliastra, Tortolì e Barissardo, aziende che operano in diversi settori produttivi. Le irregolarità sia per l'impiego di lavoratori in nero o irregolari e anche per inadempienze di natura prevenzionistica. Dei 61 lavoratori
lavoratori verificati, 41 sono risultati irregolari per inosservanze connesse al rapporto di lavoro, oppure 7 erano in nero, di cui 3 extracomunitari con permesso di soggiorno, privi di copertura previdenziale, assicurativa ed irregolare contratto. Nel settore edile, per esempio, le principali irregolarità hanno riguardato l'impiego di lavoratori senza contratto e varie violazioni sulla sicurezza, come l'assenza di visite mediche, formazione, l'utilizzo nei cantieri di passerelle, ponti su cavalletti, attrezzatura da lavoro non conformi alle norme. Altri controlli hanno riguardato aziende agricole, qui invece sono stati riscontrati dei lavoratori in nero, privi di sorveglianza sanitaria e specifica formazione, oppure in attività commerciali come bar, pasticcerie, ristoranti. Anche qui sono stati riscontrati lavoratori in nero senza contratto e senza tutela previdenziale. In totale sono state comminate dai carabinieri sanzioni amministrative per un importo di quasi 40.000 euro. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Tortolì, un triste ritrovamento. Ieri pomeriggio nel lido di Orri una carcassa di tartaruga caretta è stata ritrovata da un bagnante che giaceva negli scogli tra Fogiglioni e il Golfetto. L'esemplare è grande circa 80 cm, quindi anche di grandi dimensioni, giaceva ormai in stato di avanzata decomposizione. Il bagnante ha subito contattato la Capitaneria di Porto, che a sua volta ha riferito agli organi competenti per la rimozione della carcassa e per gli accertamenti di legge sulle cause dello spiaggiamento dell'animale. Purtroppo questo è addirittura il quinto esemplare trovato morto nelle spiagge ogliastrine quest'estate, e tutti i decessi causati dalla plastica. Andiamo avanti ora, restando su Tortolì, al poliambulatorio il centro prelievi apre anche il sabato, lo fa sapere l'ASL Ogliastra, dando questa nuova comunicazione, quindi che il centro prelievi sarà aperto tutti i sabati a partire da domani 19 luglio. L'accettazione inizierà a partire dalle 7:30 e proseguirà sino alle 10. L'ASL inoltre ricorda che il centro prelievi del poliambulatorio è attivo anche dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9:30. Ci spostiamo ora a Barissardo. Si sono conclusi i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale. Nella nuova sede completamente rinnovata sono disponibili nuovi servizi a sportello. L'ufficio ha riaperto il pubblico, i lavori sono stati eseguiti nell'ambito del progetto Polis Casa dei Servizi Digitali. I nuovi servizi riguardano per esempio la richiesta di certificati INPS con la possibilità di richiedere il cedolino pensione, la certificazione unica, servizi di atti di volontaria giurisdizione, nomina amministrativa di sostegno e rendicontazione stato patrimoniale, e una serie di certificati come quelli dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Insomma, una serie di nuovi servizi della pubblica amministrazione. Inoltre è possibile anche presentare la richiesta di emissione o rinnovo del passaporto. Chiudiamo con un evento questa sera a Tortolì, uno spettacolo dedicato a un campione indimenticabile, Gigi Riva. Lo spettacolo dal titolo Riva Luigi 69-70 Cagliari ai dì dello scudetto. Lo porta in scena Cadadia Teatro per la rassegna Incontri ravvicinati di Rosso Levante. Il sipario si alza nuovamente questa sera alle 21:30 al Teatro Tenda San Francesco di Tortolì, con lo spettacolo dedicato a un fuoriclasse del pallone, il ritratto di un campione in campo e non solo, un omaggio a Gigi Riva, un uomo straordinario e indimenticabile della compagnia Cadadia Teatro. Lo spettacolo è scritto da Alessandro Lai, che salirà anche sul palco.
Le luci sono di Giovanni Schirru, suono di Matteo Sanna, scene di Mario Madeddu e Marilena Pittiu, Matteo Sanna, Giovanni Schirru, l'organizzazione di Tatiana Floris. Appuntamento alle 21:30 al Teatro Tenda San Francesco di Tortolì. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, torniamo come sempre lunedì con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, buon fine settimana a tutti e a tutte.